Su, un po' di musica. Giuseppe, la rimetti un po'? Hai visto che siete calore? Ma detto ma San Pierniceto che dopo il calore, ma troppo calore, però qui sì no. Il calore, ma no, 108 gradi. Molto calore. Mamma mia, buonasera, benvenuti. Cioè, benvenuti a noi, perché voi siete a casa vostra. Siamo noi, benvenuti a loro. Allora, grazie per averci ospitato qui, siamo felicissimi di partecipare a questa festa. Io sono Daniele, lui è Fabio. Qualcuno conosce Sicilia Cabaret, il programma che va in onda su Antenna Sicilia? Per alzata di mano? 1, 2, 3? La maggior parte, la maggior parte. Ci sono. No. Va bene, per gli altri che non ci conoscono, noi siamo i Babbalucci, siamo un duo comico. Proviamo a fare i comici, visto che il lavoro non ce n'è in Sicilia, noi ci arrangiamo e proviamo a fare i comici. Non è che aspetta, non fare capire cose brutte, non è che il lavoro non ce n'è. C'è il lavoro, è pieno. Ma dove? Qua in Sicilia? In Sicilia, in tutta la Sicilia. Il lavoro c'è? Il lavoro c'è. È pieno? È pienissimo. Cioè non tirano cavalli a noi. L'altra volta mi stavano prendendo qua con un part time, meno male che mi sono levato, perché altrimenti. Ma dov'è il lavoro? Il lavoro non c'è. È pieno, sei tu che non lo trovi. Lavoro non ce n'è. E anche se ci fosse non lo darebbero a noi, perché noi siamo sfortunati. Su di noi c'è solo pioggia. No, non può piovere per sempre, mettitelo in testa. Ma che vuoi dire? Non può piovere. Allora, stamattina nel giornale di Sicilia c'era scritto che la regione sta dando dei fondi, no? Per l'imprenditorialità giovanile. Sta dando questi fondi per l'imprenditorialità giovanile. Per l'imprenditorialità giovanile. Lo leggisti pure tu? No, io lo so dire, tu non sai leggere. Vabbè, comunque, questi soldi a noi giovani e noi giovani con questi soldi possiamo aprire un'attività. Ok? E noi due che dovremmo fare? Fammi capire. Allora, io per me e per te già ho fatto tutto, ok? Io ho presentato per me un progetto per una bella palestra, sai che io sono sportivo, corsa, pesi, ok? E per te che ti piace smacchinare i giraviti, martelli e cose varie, il progetto per una bella ferramenta, ok? Certo. Ora ti immagini accettano questo progetto, noi diventiamo proprietari di questi due negozi. Ti immagini? Cioè, ti immagini? La regione ci dà a noi i soldi e mettiamo caso noi apriamo una ferramenta. È giusto noi due? Sì. Che sarebbe il mio sogno, perché io sono quello che se ne intende, deve stare a parlare con i fornitori, fare gli ordini, corsi di aggiornamento. Non ci sarei mai. E al bancone della ferramenta a parlare con la gente, a vendere le cose. Chi ci mettiamo? Uno di sveglio, intelligente, chi ci possiamo mettere? Io! Ho detto uno di sveglio intelligente, Fabio. Scusa, Io penso che tu non ne sia capace, dai. E invece io ne sia capace. E te lo dimostro. Ma come faccio? Te lo dimostro tu. Dove stai andando? Aiutami a prendere sto lavoro. Aiutami, ti voglio fare una bella cosa. Aiutami. Allora, mettilo qua. Allora, ipotizziamo, no? Che questa qua è la ferramenta e io la sto gestendo, va bene? Tu fai il cliente, vieni a comprare qualcosa da me, va bene? Io sono al bancone. Allora io faccio il cliente. Vai, sì. Dai. Ding dong. Chi sta facendo? Devo entrare nel negozio. Suono. Ma non vedo campanello, se un campanello. Non c'è? Non c'è. Allora bus. Toc toc toc. Andiamo a vedere scemo. Se non c'è il campanello non c'è la porta, entra. Non c'è manco una tendina? Niente, non c'è niente. Non c'è niente? Niente. Allora è bancarella, non è che è un negozio, scusami. Se la lascia così aperta che i cristiani passano e faleno rinza, non l'ho capito. Mettigli una tendina, qualche cosa, non l'ho capito. Cioè niente, così all'aperto. È una bancarella, vabbè.
Salve, Salve. e benvenuti alla ferramenta il giravite magico. Cioè ha ragione Nirona Piccolo e Noato per aprire una ferramenta e tu la chiami il giravite magico? Il proprietario che è? Harry Potter? Giravite magico. Che cosa che desidera? Salve, io vorrei 10 viti. 10 viti maschi e 10 viti femmine, perché li devo attaccare fra di loro, quindi 10 viti maschi e 10 viti femmine. Dai, per favore, me la vado a prendere. Ma una domanda, Sì. ma lei la va a vetare o la va a fare accoppiare? Vabbè, accatto 10 viti e 10 viti e poi faccio figliare. Che c'entra? Perché ce le ha o non ce le ha? Non ce li ho, va bene, deve arrivare ancora il camion, la veramente è da poco aperta, quindi deve arrivare sto camion. Cominciamo bene. Però mi dica, ha bisogno di altro? Prendo 10 viti normali. 10 viti normali. No! 10 viti a passo lungo, che è il pilastro bello, mi servono 10 viti a passo lungo. 10 viti a passo lungo. Quelle ce le ho e ci stanno a pigliare, però le aspettate 10 minuti. Ma che sta facendo? I viti a passo... Ma che a passo lungo canziamo, cioè, non a passo lungo, il passo della vita è la filettatura. Che c'entra a passo lungo canziamo? non ce li ho, va bene, non ce li ho neanche quelli perché devono arrivare insieme al camion delle viti maschi e femmine, non ce li ho. E le viti maschi e femmine non ce l'avete, e le viti a passo lungo non ce l'avete, ma perché non chiudete? Non chiudete perché manco c'è la porta, come fai a chiudere che non c'è la porta? Senta, guardi, cambiamo argomento, mi prenda una chiave inglese. Nine solo roba italiana, né cinese né inglese, tutto italiano, tutto. C'è il modello della chiave, mi prenda una chiave AT, quella per svitare una chiave AT. Ha visto S ed XS, però se la va a provare, perché a me non restano like, come, cioè... Ma come mi prova la chiave? Ma chi sei vicino? Guardi, io le faccio l'ultima domanda, dopodiché esco da quella porta. Dopodiché me ne vai, va bene? Mi prenda una chiave a pappagallo. Chiave a pappagallo è facile, per esempio. Sì, pappagallo. Cookie sapogate! Chi sta facendo? Chiave a pappagallo! Ma smettila, finita! Esci fuori da lì, Tu questo lavoro non lo sai fare, l'hai visto? Io ti faccio questo lavoro non lo sai fare. E su questo non ci pioggia. Ma manco sa pagare, Vabbè, però dico, la stessa cosa avviene se accettano il progetto della palestra, ok, che io sto con i clienti, e al bancone chi ci sta? Che sono? Io ci so parlare con i... Io ci so parlare con i... Allora tu sfasci il suo motorino che hai, che è sto... Non fa fede, non fa fede. Allora, mettimi alla prova, dai. Ma vuoi fare la mia stessa cosa? Allora facciamo finta che ora questa è la palestra e il cliente lo fai tu, dai. Vabbè, io sono il cliente. Vai, questa è la mia palestra, vai. Salve. Casa. Si infilò senza manco bussare. Forza, c'è la porta, vai, forza, eschi. Non c'è. Eschi. C'è il campanello, so. Hai visto c'è il campanello? Salve. Ah, salve, io sono Daniele, lei è Superman? No, io... Iron Man? No, io... Ah! Hulk, quello che diventa verde, dai, diventa verde. No, io non sono Hulk. E che supereroe sei? Ma perché supereroe? Come fai a alzarsi senza capo la porta? Esci. Ma è pazzo. Esci fuori, non me ne negozio c'è la porta, esci fuori. Sono il campanello. Apri la porta. Ora puoi entrare. E chiudi che fa corrente. Ma stai dicendo che... Vai, buongiorno. Salve e benvenuti alla palestra Braccio di Ferro. Ma Braccio di Ferro è un nome ridicolo. C'è di peggio. Qua di fronte c'è una ferramenta che si chiama il cacciavite magico. Ne sai niente tu? Lasci perdere, mi dica di che cosa ha bisogno. Vabbè, allora, salve, io volevo sapere se in questa palestra, Sì. no, facevate corsi... Corsi? Se qua facciamo corsi in questa palestra,
A notte corriamo tutto il giorno corriamo, io sono fermo perché c'è lei, altrimenti mi facevo il corridoio tutto a corsi. Io prima di venire qua già a lavorare già corro, mi faccio il corso Vittorio Emanuele tutto a correre, se facciamo corsi. Ma? Se mi fa finire di parlare, corsi di arti! Arti, se facciamo arti, qua siamo tutti artistici qua nasciamo artistici, poi siamo diventati palestratici col tempo, ma poi poi facciamo arti, noi corsi di arti, noi corriamo e dipingiamo, perché siamo arti, facciamo i quadri. Certo, tu qua ci vedranno. Fallo tu, quattro mentre corri, fallo tu. Arti. Il motto della palestra è proprio impara l'arti e mettila da parte. Ma non c'entra niente. C'entra. Comunque mi deve fare finire di parlare. Corsi di arti marziali. Certo. Ok, li fate. Ma che fai? Ma scherzo. Allora, in particolare mi serviva sapere gli orari della disciplina marziale Taekwondo. Ufotti. Che? No, dico gli orari della disciplina marziale Taekwondo. Gli orari, siamo tutto il giorno aperti, gli orari, qua mattina, pomeriggio e sera siamo aperti, sempre a correre, sempre a disegnare, siamo sempre aperti per gli orari della disciplina. Taekwondo. E lo quando vuoi puoi venire. Ci ne puoi bene. Quando vuoi. Allora, io non ho indovinato, non ho indovinato, vabbè. Io volevo sapere, le faccio l'ultima domanda, se in questa palestra, facevate corsi di Pilates. Ma stai scherzando? È una palestra, certo che facciamo il Pilates. Fate corsi di Pilates? Certo, c'è l'istruttore che le insegna a de Pilates tutto, quello per pelo. Con la ceretta, attacca la ceretta e diventa bello liscio come la mia pigna, guarda, bello liscio. Tu sei cretino. Dici? Minchia. Ti stai dicendo? Non sei capace di gestire una cosa, non sei capace. Scusa che mi squilla il telefono un attimo. Pronto? Sì, è la regione. Sì, siamo noi. Fatelo di piccoli per la ferramenta, un attimo. Sì, quelli che abbiamo presentato il progetto per una ferramenta e per una palestra. Fatelo di piccoli. Un minuto. I soldi per la ferramenta. Un minuto. Sì, qualche giorno. No. Un minuto. No, ascolti, noi non abbiamo mai presentato tale progetto. Allora facciamo una cosa, io parlo con il mio socio e la richiamo, va bene? Che progetto? Ok, salve. Fatti i soldi. Hai chiuso? No, sì, ho chiuso. Perfetto. Allora, dice che noi abbiamo presentato 3 progetti, ma non è così. Ne hanno accettato uno, che è il progetto della parruccheria. Bello. Ma sì, vabbè, bello. Dico, se io ho presentato quello della ferramenta e della palestra, Bello. che comunai? Ho presentato un progetto per aprire una parruccheria. Tu? E me l'hanno accettato. Proprio tu? Io? Che sei tu? Io? L'ho capito che voi perché sono tingoso non mi posso creare la parruccheria. No, non è. Proprio perché io non ho i capelli, io voglio funzionare chi tira. Va bene? Voglio toccare quelli, li voglio fare ricci, lisci, li voglio inserare, ci voglio fare lo chatouche, la mesh, lo swish, lo scrish. Patatine. Ma che schifo è messaggio, li voglio li lavo, li taglio, li copro. Lo sai che faccio? Faccio taglia, copia e incolla e ma appiccico tutto il collo, capisci? Ma come si può lavorare? Si può lavorare! Il lavoro ce lo inventiamo! Un giorno uno si alza e fa eppure faccio un borseggiatore, scusa, mi è toccato a lui ma che mi faccio le picce e va, io non so qua ma a Palermo ne abbiamo un sacco. Il problema è che ne abbiamo uno che fa il borseggiatore e fin qui non c'è niente, però accanto a lui c'è un cane che ha cominciato a fare pure il borseggiatore.
Ma veramente, questo cane ha preso ed è arrivato qua, e questo cane è arrivato qua. Ma mi hai seguito da Palermo? Sì, Ma chi sei? mentre l'uomo no, lo scorto. Facciamo un applauso al cane del passeggiatore, è venuto da Palermo fin qua. Signor cane del passeggiatore. Oh, qui c'è. Mi fa pigliare i croccantini. No, quali croccantini? Ah, dai, fammi pigliare i croccantini, dai che già sono nervoso. Perché sei nervoso? Sono nervoso perché ho litigato con mia moglie. Ah, mi dispiace. È una cagnola che... No, allora, non cominciare a offendere. La moglie praticamente è particolare. È proprio la razza con sé. Ah, sua moglie che razza di cane è? Un husky. È un husky. Husky. È una razza bellissima, come fai a dire che non serve? La husky è una bellissima razza. Ma quella bellissima razza. Chi sta facendo? Vada sta zampa. Ah, ok. Ma la bellissima razza. Cioè mia madre me l'aveva detto. Cosa? Non ti sposare con questa, altrimenti sai come va a finire il matrimonio. Come? A schifo. Ah, figlio. Dove stai andando? Stiamo là. Ma il problema non è che solo questo. Che cos'è? Il problema è che ho parlato. Cioè, abbiamo il divorzio. Ah, vi siete divorziati? Abbiamo divorziato, ho parlato con l'avvocane. Con l'avvocato? Avvocato? L'avvocato di cane. L'avvocato. Ah, ho chiamato avvocato. Avvocato. Praticamente mi hanno detto che i cuccioli li danno tutti in affidamento a me. Ah, Io non li potevo campare più. e che hai fatto? Una piccola parte l'ho presa e l'ho regalata su Facebook. No! Ma sono i tuoi figli, che fai? Gli regali su Facebook? E me ne do un futuro, e fare che esce in mezzo alla strada. Gli do un futuro. E quindi non hai i tuoi figli? No, me ne sono venuti tre. Ah. Tre. C'è il piccolino. Sì. Il Son Kaiser. Vero. Troppo bello. Mio figlio il piccolo, praticamente l'ho preso poco fa. Al canechismo. Al canechismo. Al catechismo. Canechismo, si sta facendo la comunione. Siamo canechismo. Ah, siete cani che ma che di? Ma come fai a farti la comunione? Ma dove te la fate? Perché avete pure la Abbiamo chiesa? una chiesa. Ma che chiesa avete? La chiesa di San Bernardo. Bellissimo. Senti, allora. C'è un prete eccezionale. Ah, pure il prete. Un prete fantastico. È uno che ci segue nel cammino. Ah, sì? È un pastore tedesco. È un pastore tedesco. L'ho capito. Capisce niente. Un paccanere per il Non mi accanisco. Comunque praticamente c'è questo mio figlio, il piccolo, Sì. e praticamente ha in classe un compagnetto che è tatto. Bene. Praticamente questo qua ascolta tutti i giorni le canzoni di Gianni Celeste. Cioè, un cane che ascolta le canzoni di Gianni Celeste, che cane è? Un maestro napoletano. Guarda, devi smetterla di dire queste cose. A me piace Pitbull. Ah, ho capito. Invece c'è mio figlio il grande. Sì. Mio figlio il grande è fortissimo. Bene. E lo fa figlio d'arte, posteggiatore abusivo. Vabbè, ma che è un'arte il passeggiatore. Solo che siccome lavoriamo in un teatro piccolino, praticamente dove c'è poche macchine che si posteggiano, non si guadagna più niente da quando se lo sono preso i matanghe e menaforo. Infatti siamo a lutto. A lutto, perché? Murió un cane. Ma che c'entra? Ma non dai il modo di dire! Non è che è morto, vero? È inutile che state a lutto. Invece io ho preso e gli ho detto figlio mio, va fatto lo stato da fuori e l'ho portato in Francia, dai miei parenti in Francia. Ah, l'hai spedito a Parigi? No, a Cannes. Su tutta la famiglia. No, devi smetterla di fare queste battute col cane, E praticamente sai che fa? Lui mi manda i video, abbiamo una chat bellissima. Ma che dici? Siete cani? Dove la mette la chat? Che cosa? E c'è Lucano. Bello? C'è Lucano. Cellulare si chiama. Abbiamo una chat che è bellissima. Ma i cani che hanno la chat, ma che chat avete? WhatsApp. Bellissima, mandami messaggi vocali. I messaggi vocali si dice. Che c'è? Segniamo. Ogni tanto ha bel costume, capito? Perciò comunque io ti volevo dire questa cosa, c'è pure mia figlia la femmina. Quella è ballerina. Beh, È ballerina. che cosa balla? Il can. Tu devi smettere di fare queste battute del cane. No, stai lo metto! Che è? Non ti devi attaccare alla gamba. Devi scusare che sono in calore, capito? Per favore, dai. Da questo cavolo. C'è caldo. Oggi vi posso assicurare che qui a San Perniceto, sotto questo costume, sto sudando come lui. Che voglio, perché io come sudo? Come un po', ecco. Oh!
È la battuta più bella, hanno riso tutti. Perché voi siete delle conoscete. Allora! Comunque vedo che mi guardi strano, qual è il problema? Scusa. Mi Guarda strano perché è da 10 minuti che parlo con un cane con la faccia umana. E allora? Io con un presentatore che la faccio di cane. E il sapore ci piace. Si c'è sono. Non lo posso vedere. Smettila di offendere. Ah, ti sei offeso? Mi sono offeso. Sei offeso. Mi sono offeso. Ah, allora sai che ti dico? Che mi dici? Bau. Ma poi che? Ma bau è a te, ti saluto. Vabbè, lascia perdere, va. Oh, io a questo non lo posso vedere. Lo sapete perché? Siete vivi? Ci siete? Fate sentire con un applauso. Ah, a posto, sono vivo, a posto. No. È che vi vedevo seduti, non ci vedo bene. Lo sapete perché non lo posso vedere a quello? Signora, io lo so perché non lo posso vedere. Perché è una natta. Safi. Ora però vi presento a due che di solito sono come me. Vanno in guerra e cose varie, si scegliono come a me, come i cani. Ve li presento, signori, sono i Babbaluci, i militari! Io lo so che in guerra si vedono cose brutte. Però sono ottimista, a me piace pensare che il bicchiere sia sempre mezzo pieno. È a bottiglia che è vacante però. Eccolo qua, lui è il mio socio in battaglia, lui ha questo vizio, lui beve sempre. Lui non ha capito che questa sarà la sua tomba. E io comunque ce la toccarino. Che c'entra? Intendo dire che l'alcol ti ucciderà lentamente. E io mai premura. Devi concentrarti, devi venire all'addestramento. A noi ci hanno insegnato come lanciarci dall'aereo con il paracadute. E io già lo so fare. E come fai? Che salgo sull'aereo, prendo quota, mi butto e tiro la leva del paracadute. E se non si apre? Tiro quella d'emergenza. E se non si apre? Tiro quella di riserva. E se non si apre? Tiro i santini in all'aria. I santini, e perché? I chioscini tutti i santi aiutano. Tu e le tue tecniche. Allora. Io non so come fai, eppure a volte riesci a portare a termine le missioni. Per esempio una volta in Bolivia doveva arrestare un infiltrato tra le linee nemiche per ben 2 settimane, senza che nessuno lo vedesse, e nessuno lo ha visto. Ma come hai fatto? Un cibo. Ma potevano avvenire mai. Io sono un soldato valoroso. Io con l'arte della mimetizzazione sono rimasto invisibile agli occhi del nemico per ben 2 ore e 45 minuti. Minchia! Troppo minchia. Ma che? Io, che ti cercavo per 2 ore e 45 minuti. Mi ero mimetizzato. E non ti potevo trovare. Concentrati, non mancherà l'addestramento. Ci insegneranno com'è colpire il nemico senza essere visto, e quando il nemico è più grande di me, io uso la tecnica dell'ape, mi muovo velocemente e colpisco senza vedere. E io pure. Io quando il nemico è più grande di me, chiudo gli occhi e colpisco senza vedere. E che tecnica è? Un signore mi va bene le pace. Devi concentrarti, la prossima missione è difficilissima, incontreremo l'esercito dei vampiri, scaglieranno contro di noi i terribili vampiri, la Transilvania. Ci penso io, il stesso capango. Ci penso io. Allora, con i mezzi messi a disposizione l'esercito fatto e me ne vai in Transilvania, Vania, no? Arrivo là, raggiro la sicurezza, illudo le telecamere di sorveglianza, trafo e ce la sta a mesogena. Contro i vampiri, e perché? Perché si sucano il sangue, ma mesogena si succa il cervello. Tutto. Smettila. Cappello mi vuole. Ma fa cavolo per passare io. Stai sbagliando? Ero un cavolo. Tu sei un soldato valoroso, tu sei capace, sei bravo. Allora dimmi come fai a sorprendere il nemico che arriva a ore 12? Scendo all'11:30. Ci stanno contattando dalla base, vorranno aggiornamenti sulla missione. Tu hai giorno. Qui Falco e Vitello, vi riceviamo. Come?
L'aquila ha fatto l'uovo? Anche il condor ha fatto l'uovo? Bene signore, anche Falco ha fatto l'uovo signore. Vitello? Un attimo che mi informo signore. Vitello! Ha fatto l'uovo! Ma il vitello non fa l'uovo! Allora mi cagavi sopra! Smettila, esci fuori. Continuiamo, grazie Giuseppe. È arrivato il momento della moda, quello che tanto aspettavamo. Vi abbiamo portato anche la moda qui in paese a San Pierniceto. È il momento della moda. Peppe, fai partire il nostro stacchetto perché vi abbiamo portato la moda qui con il nostro modello. Eccolo qua, sarà un modello casual? Sarà un modello sportivo? Sarà un modello elegante? Questo, che modello sarà? Un modello 780. Ho preso... Chi è che porti? Ma cubuità! Avevano assicurato che ho preso il modello sbagliato. Smettila. Vabbè, niente. E allora? Nella nostra ricerca del lavoro ci siamo inventati anche un'altra cosa per fare lavoro, è giusto? Ma una cosa. Noi per voi, per tutti noi siciliani, traduciamo le pubblicità, perché se c'è una cosa che non riusciamo a capire, se c'è una cosa che non ci va giù, che non riusciamo a digerire, sono i messaggi che lancia la pubblicità. È una presa in giro! Sì, bravo. E qui davanti io a tutti mi candido! No! Ti fai prendere da che stai facendo? Mi piaceva. Ho capito, ma quale sigla? Stai fermo. Va bene, allora. Vogliamo dire che siamo stanchi che la pubblicità ci prende in giro. Ad esempio, no? Ad esempio, in tutta la piazza, quanti di voi hanno bevuto una Red Bull? Quanti? Almeno una mano alzata? Là sotto. Ma dimmi una cosa, ma le ali dove ce li hai? Sono spuntate? No, una piuma? Niente, un pilo, niente. Ti fottero 3,50 €. Ti hanno fregato 3,50 € e ti fanno pure lo slogan. Il problema è questo, fanno la pubblicità della Red Bull e poi alla fine della pubblicità dicono Red Bull ti mette le ali, è vero o no? Perfetto. Ti mette le ali, ti prendono in giro, poi la compri e le ali non ti spuntano. Ci sono un sacco di pubblicità che ci prendono in giro, tipo la pubblicità del detersivo, no? Il detersivo Sole. Ti fanno credere che se compri il detersivo Sole fare il bucato ti si usa mattina, no, vado a lavare i quasi a te. Sei felice di fare il bucato, ma dove, picciotti? Allora noi facciamo una cosa, vi facciamo vedere la pubblicità che loro mandano in tutta la nazione e poi vi facciamo vedere invece come la traduciamo noi per noi siciliani. La pubblicità del detersivo Sole, quella originale è così, guarda, vai. Mamma mia, devo fare il bucato. Ti aiuto io. Grazie, come mai? Perché il tuo bucato è sempre così fresco, pulito, ma come fai? Vabbè, uso Sole. Chi prova Sole non lo lascia più. È vero o no? È così, l'originale è così. Ci mettono pure la musica, perché la musichetta è quella che ti entra nel cervello, ti prende i neuroni e li strappa, capito? Sì. E tu dici, mi va con tu, il detersivo Sole. Non è così. In Sicilia la stessa pubblicità va così, guarda, la stessa pubblicità, vai. E fare un terremoto bucato. Che vuoi? Non è che aiutami, vieni, aiutami. Che devo fare? Allora, piglia mutande, piglia quasette, separi i bianchi dei nipoli, separi i senni bianchi, Ma ti sei fatto lo schiavetto? Lo sai che ti dico? Cosa? Tu fai solo un taglio tocchio. È così. Ma non è solo questo. C'è quella là dello sgrassatore famosissimo
cade un ometto e te smacchia la qualunque. Vero. La donna lo mette sul mobile, poi ci passa il marito. E lo usa sulla macchina, Non è possibile. È acqua santa. Sua madre l'ha utilizzato nei suoi capelli, picciotto. Vabbè, Lei l'aveva a dire. questa cosa non la devo dire. Ah, non lo devo dire. Quindi, Mio cugino si lava i denti. e di quale sgrassatore stiamo parlando? Brava. Brava. Lo sa pure lei, sì. No? Lo Chantecler dice che fa miracoli. Perché la pubblicità, quella che mandano in tutta Italia, l'originale, fa così. Vai. No! Mi sono macchiato la mia nuova t-shirt. Ma tranquillo, usa lo sgrassatore Chantecler, è forte contro le macchie e delicato con i capi. Chi pulisce più di Chantecler? È giusto, ecco, no, questa è la parte seria, cioè questo è quello che noi vediamo. Ci vogliono confondere con la musica. La stessa pubblicità. La stessa pubblicità. Per noi siciliani è così. No! Mi lasciavo tutta la camisa nuova, guarda qua. Olio. Sì, olio. Ah, poi caro. No! E adesso... Ci dice a meno che... Cioè, Che c'è? non lo so che c'è. Vai. Allora, per esempio c'è una pubblicità. Test. Il Quella del test. test te la ricordi? Sì, quello è il test, ma Allora noi noi da ignoranti, io non sapevo che esisteva, cioè c'è il test di gravidanza, quello c'è, lo conosciamo tutti. C'è pure il test della fertilità, io non lo sapevo. Per vedere se sono i giorni fertili c'è il test della fertilità. E se tu puoi... E se vedi se sei fertile poi ti puoi fare, se decidi di mettere su famiglia. Sì. C'è il test della fertilità che fa così. Loro l'hanno fatto nell'originale. È quello della Clear Blue, questa casa farmaceutica che fa questi test. Sì. Ok. Perfetto, vai. Io faccio la Io donna. faccio l'uomo, dai. Vai. Amore? Dimmi. Vuoi ancora diventare papà? Ma certo. E allora dobbiamo approfittare di questi giorni. Sono i più fertili, lo ha detto il test della fertilità Clear Blue. Allora questa sera Sì. Clear Blue ti dice molto di più. Questo è l'originale, Picciotti, questo è quello che vediamo noi in televisione. E io non ne capivo niente. In Sicilia, secondo noi questa pubblicità va così. Vai. Gio, Che c'è? stasera scassami molle un matarazzo. Facciamo follia, anche perché dobbiamo approfittare di questi giorni. Sono i più fertili, ma l'ha detto il test di gravidanza Clear Blue. Dice che a un terreno è tutto fertile, puoi cantare il sotto voi, così io adesso incinta e possiamo diventare mamma e papà. Yeah! Ma è detesta. Vabbè, facciamo la prossima volta, non ti sentiamo. Aspetta! Clear Blue! Ma che non vuole fare più? Perché qua in Sicilia appena il ragazzo dice no, mettere su famiglia, picciole, pannoline, no. Però quando succede, perché poi succede, c'è il test di gravidanza, quindi per vedere se la donna è rimasta incinta, test di gravidanza. Sempre dalla stessa casa. Sempre la Clear Blue, sempre la Clear Blue. Allora io faccio l'uomo. Vabbè, io faccio la donna, dai. Vai. Amore, Dimmi. sono incinta. Bellissimo. Sì, di 3 settimane. Ah, sei stato al ginecologo? No, ho fatto il test di gravidanza Clear Blue. Ti dice se sei incinta e da quanto tempo. Fantastico. Clear Blue ti dice molto di più. Perché a casa è sempre esiste Clear Blue, quindi giusto? No, un spot è qui. Clear Blue ti dice molto. In Sicilia. No, Che è? Perché chiami? col ciavo. Ma che stavo incinto. Bellissimo! Ma che bellissimo, sono incinta 3 settimane. Ah, ti inizi già al dottore. Ma come dottore mi feci sto schifo test Clear Blue che ti dice se sei incinta, ti dice da quanto tempo sei incinta, ti dice tutte cose. Meglio, almeno ne risparmiamo queste piccole del dottore. Ma perché canci? Perché Clear Blue ti dice pure che ho fatto un settore. Grazie. A proposito di... C'è
c'è una pubblicità che proprio io questa non la so, cioè no, a mia me volete fare credere che un impiegato della Conad si usa i zinotti per chi a controllare la freschezza? No, non mi convince manca a me. No. C'è questo di qua della Conad che gli dice a sua moglie devo andare a controllare la freschezza, e zinotti! No, non mi convince. La pubblicità originale della Conad fa così, guarda, tu fai... Sempre l'uomo. Ma perché io fare sempre la donna? Vabbè, vai. Stanno dormendo? Tesoro, Dimmi, c'è un problema. cosa? Devo andare a controllare la freschezza. Ma sono le 3 del mattino. Lo so, ma pasta, farina, uova sono elementi fondamentali e noi di Conad lo sappiamo bene. Conad, persone oltre le cose. Ma che vuoi dire? Che vuol dire persone oltre le cose? Chi intanto se sosie Gino? La stessa pubblicità in Sicilia va così. C'è un problema. Qual è il problema? No, è che se chi a controllare la freschezza. Alle 3 di notte? Tu a girare a controllare la freschezza? E com'è sta freschezza? È mola o bionda? Che devi controllare la freschezza di mozzarella o di molona? Ad un anno che tu hai di notte va a controllare la freschezza. Tu mi tradisci! Cornat, ho capito tutte cose. E allora, poi ce n'è una, signori, che veramente mi è caduto dal cuore. Questo qua faceva film d'azione, film Facciamo l'ultimo, vai. Sì, questo è l'ultimo. Film d'azione, film di passione, film d'amore. E sto parlando di... E ora parla Chiardini. Di chi sto parlando? Banderas, bravissimo. Cioè questo super attorone, il sex symbol, ora mi parla Chiardini. Tu immagini che io sul talento a parlare di Chiardini. Ce lo vogliono fare credere, perché facciamo la pubblicità nazionale e poi gli facciamo vedere se Antonio Banderas forse di... Vai. Allora io faccio... ora io faccio Banderas, anche perché ci assomiglio, quindi... Signora, che ride? Trovate sto marito, si sta a stesso marito. Dai, Io ci assomiglio. Io faccio Banderas, cioè io è Paradina. Non so, può fare il flauto, pandissello, non fare sti gesti. il flauto, può fare la girella. Faccio la gallina. Faccio la gallina. Fai la gallina. Faccio la gallina. E io faccio Banderas, che parla con la gallina. Rosita! Allora mi dicessi Paradina, ora faccio come dico io, va bene? È che non c'ero... per un attimo... Vai. Rosita! Lo sai perché sti biscotti sono così buoni? Perché io li faccio con amore, con passione, con tradizione. Ah sì, e anche con le tue uova. Biscotti Mulino Bianco, fatti con tradizione. E questa è la pubblicità originale. Ora la pubblicità in Sicilia. Se Antonio Banderas fosse siciliano andrebbe così. Io fai sentati? Tu fai la gallina, io faccio Antonio Banderas siciliano. Rosy! Ma cardinale? Addina siciliana va scecata, va bene? Io devo fare la gallina. E c'è la gallina e gallina, che può fare gallina? Vai. Rosy! No, allora no, vabbè, faccio così. Lo sai, picchissimi biscotti sono troppo belli. Perché io li faccio con la mia testa, con le mie mani, col mio cuore. Biscotti Mulino Bianco, fatti chi me mano. E come culo! È così! Dai, smettila, non la potevo evitare questa! Va bene, grazie Giuseppe. Facciamo un applauso a Giuseppe in regia che ci sta aiutando tantissimo. L'abbiamo spiegato poc'anzi e lui
Va bene, siamo felicissimi di essere qua. Sì, Mi sta piacendo tanto il calore, il calore della gente. Siamo felici della serata, infatti possiamo andare avanti, questo spettacolo non lo fermerà nessuno. Andiamo avanti, facciamo un altro sketch. Andiamo per Sa. Ma lei chi Parla è? spagnolo, ferma! Ferma tutte cose, sacca tutte cose, sacca tutte Ma lei sacca tutte cose, ma questo chi è? sacca tutte cose, sacca tutte cose, sacca tutte cose. Ma che sta facendo? Ma chi è? Intanto stiamo calmi, qua c'è un tesserino come può vedere. No, non c'è scritto, cioè, non leggo. No, non ho letto niente. Che io sono uno che fa le cose in modo trasparente, capito? No, troppo trasparente, non... Io sono un dirigente dei pianatissimi dell'AMIA. Scusami, l'AMIA non si occupa dei rifiuti? Sì, di più. E poi tu ci trovi di monnezza. Se devi cominciare a offendere, lei chi è? Io sono un dirigente dei pianatissimi della SIAE e mi occupo di verificare se tutto è regola. Tutto in regola? Qua tutte cose Tutto in regola, assolutamente. Ah, poi tutto è regola? Sì. C'è il palco, abbiamo il service, le luci, i microfoni, le sedie. Tu non puoi presentare! Tu puoi fare una catastrofe stasera! Ma che fa scherzo? Tu puoi fare una catastrofe, sei tutto usurato qua! Vabbè, perché c'è un po' di caldo. Ma con un po' di caldo tu a casa tutto usurato che devi fare, fai contrasto con la luce, fai tipo, può fare danno all'occhio di Cristiano, ma sta scherzando! Ma poi sei tutto usurato, fai così, fai così! Sì, vero! È il sudore in mano, prendi e ti parte lo sghiddino, lo sgrillamento, lo sghiddino sudore, e che fa questo? Allora, a parte il fatto che io non è che faccio così e tiro il sudore alle persone. Ma se la tua notte vette che parte per Cristiano, tipo un po' schifo fa, no? Non lo fa, ma non lo fa. è bello, visto, un po' schifo. Cioè, questo fa così, metti caso che fa così, ti parte lo sghillio e giustamente va a finire che il ragazzo che si sta vedendo lo spettacolo, quindi dicevo, ma che sta facendo? E si canzia. Se cazzo c'è una rissa che duro loro, che duro dicevo, ma che fa? Se conviene uno spettacolo, poi c'è una buona. No, non glielo darebbe, quel ragazzo non darebbe mai. C'è una buona, lui dice, ma che c'è? Una gomitata, lui dice una gomitata, e poi cominciano a sputare, sputa, arrivo io. Insomma, gli sta facendo? Ho capito la situazione. Prende con un calcio a uno gli ha tagliato tutta la faccia, là sotto. Dai! Ma come fa questo con un calcio a tagliargli la faccia? Ho lungo del pelo tanto, così. Che schifo! Però ci passi la pena. E ci passi la pena, c'è un punto Cristiano. Dai! Casino. Poi quello spingiattolo arrivo io che stiamo facendo. Con un pugno a gomitata. Un pugno a uno qua, nell'occhio. Ma qua non c'è l'occhio! Ma non ci metto il dolore però. Ma che c'entra? Perché da molte che succede un'uscita, sbatte Texas sul tuo palco e muore. Come paga il suo danno, ragazzi, mi dispiace. Allora lei ha esagerato. No, mi per un po' dispiace. di sudore lei ha montato su una catastrofe. È una catastrofe. Infatti c'è una catastrofe, mi dispiace, ma poi dobbiamo chiudere la serata. No! 1350 euro di multa più la chiusura del No, allora, no, veramente, qua sono i festeggiamenti del padrone, non possiamo chiudere assolutamente nulla. C'è una festa, c'è la gente, dobbiamo trovare una soluzione, lei ci venga incontro, non abbiamo tutti quei soldi e lei ci deve lasciare continuare la serata. Quindi andiamo avanti. Tu sei fortunato del suo contrario! Perché? Perché c'hai la texto contrario? Ma perché non mi Effettivamente un po' adesso contrario. Perché c'hai i capelli sotto e case senza barba? Me ne siete accorti? Cioè, l'avete visto, giusto? Tu ci metti per i bigodini, vero? Questo non ho mai voluto dire, però avete ragione. Tu sei fortunato, perché c'hai Perché? il suo texto e poi ecco. Ti esiste qua? No, panino capo e chietta. Ora io posso provare a chiamare il mio capo? Sì. E scappiamo, vediamo se mi dà una soluzione. E vediamo se limita la soluzione perché sei tutto sudato e giustamente... il capo della SIA, Il capo della SIA. Ah, la prego. Cioè lui ci tenga a dire che lui ce l'ha con me, va bene? Perché? No, perché dice io non parlo l'italiano. Lei non parla l'italiano. Non parlo l'italiano. L'abbiamo visto subito che ha detto com'era. Lei non parla l'italiano. Non ti preoccupare. E allora lei si sforzi col suo capo, così lui non si arrabbia, si sforzi e parli italiano. Italiano. Naturalmente. Parli italiano. Italiano. Dai. Gentilmente ti cansai però.
Canziati, giustamente. Ma cansei che verbo è? Canziare. Voglio dire sposta. Spostati, casomai scansati! Scanziati, dai, per favore. Ma scansati, che verbo è? Sto chiamando al mio capo, vediamo se. Squilla. Ma squilla? Forse squilla vuole dire. Squilla! Welka! Attanneaca! No! Attanneaca. In italiano! Italiano. Attanneaca, in italiano! Pronto? Felino che alza il gomito. Ascoltami bene. Non è che lei deve tradurre. Vedi che io mi sono ricogliuto fino a qui a San Pelniceto. Ma mi ricogliuto! C'è la piazza Chena Chena. Chena, le cristiane sono tutte incocchiate. No, c'è la piazza piena e le persone C'è il Viva Marea, c'è la cristiane. il Viva Maria, Marea! Io gliel'ho detto a lui. No, qui ci hanno portato in un ristorante che era lì, all'Agnone. In un angolo, in una Sì, una trazzera, sì. Vabbè, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare perché ora gli do la soluzione, perché quello è tutto sudato. Sicuramente succede il Viva Marea. Vabbè, non ti preoccupare, il casino, va bene, dai. Gli do la soluzione. No, perché io quareo. No, mi scaldo! Gli do la soluzione, va bene. Va bene, ti puoi taxare la texa per ragione. In italiano! Ti sei portato il cranio la materia lì. Va bene, dai, gli do la soluzione. Dai, andiamo, dai. Ciao. Allora, a posto, abbiamo una soluzione, mi ha dato una soluzione quindi per risolvere questo sudore che c'è in questo. Abbiamo trovato la soluzione, possiamo andare avanti. Però ci vogliono almeno 100 euro, come va? No, non si 100 euro, dai. No, non si fanno queste cose della mazzetta, la tangente. No, si fa. Non si fa. Non si fa. Ah, ma c'è catteri scherzo piccini, dai, va. E io mi completo i miei soldi. Dai, Però dai, rispetto a 1400. dai, almeno 100 euro ci fa. 100 euro. Dai, 100 euro. 100 euro. 100 euro e ce ne andiamo a casa. Allora, io gli do questi Dai soldi. 100 euro, dai 100 euro. Ho capito. Li do, dai 100 euro. Vabbè, lo faccio perché c'è gente qua che sta per vedere lo spettacolo. Non lo fate, non lo fate. 50 euro, dai. 50 euro. Dai, questo, accontentati, dai. Come ti faccio? Vedere la soluzione 50 euro. Vabbè, ti diamo la soluzione, vabbè, non ti preoccupare, ce ne andiamo a casa, non ti preoccupare. Va bene, abbiamo la soluzione, signori. Complimenti, andate avanti con lo spettacolo, siete bravissimi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Tu hai detto che il sudore poteva causare la catastrofe, ti ho dato 50 euro per la soluzione, e la soluzione dov'è? Giusto, 50 euro, gli ho dato 50. Ecco. Aspetta, tu per il mio sudore? A me? Mi dai la carta igienica? Ecco, sto faccio quello che bevi, fresh and clean. Ti saluto, ciao Pigno, ciao. Facciamo un applauso Buonasera. Hai il microfono che... Si sente? Ora si sente. Buonasera San Pierniceto. Come va? Tutto bene? Benissimo. Oggi è il secondo giorno della festa? Ok, e quanto dura? Una settimana? Quanto? 3 giorni. C'è una che fa 3 giorni! Perché la signora faceva 3 giorni? Perché se fosse su 3 a 1 4 e quindi 4 e 4 ore. Signora, 3 giorni? Va benissimo. 3 giorni. 3 giorni o 4? Qua? 3 giorni. Ok, 3 giorni. Ah, la signora ha fatto pure. Ah, San Pigliotto, giustamente. Che è, signora? Domani è l'ultimo giorno. Ah, domani è l'ultimo giorno. E cosa ci sarà domani? Chi? San Pietro. Ah, c'è la processione che andrà. Abbiamo visto le luci dove eravamo? Piazza Duomo. Piazza Duomo, Piazzetta Duomo, sì, c'è. Visto le illuminarie. Le illuminarie. Le illuminarie. Allora io vi voglio dire una cosa, intanto ringraziamo tutti coloro che ci hanno chiamato qui questa sera, quindi il comitato dell'organizzazione San Pierniceto, ringraziamo anche Giuseppe che non c'è, Giuseppe è in America, giusto? Quindi ci ha contattato lui, Però ci ha coccolato Valentino. Grazie Valentino. Grazie, sono venuto a prenderci anche in autostrada, se sapevano non ne la stavano dare. No, sto scherzando. E allora, ringraziamo Giuseppe che ci ha curato la regia, grazie Giuseppe. Grazie. Facciamo l'applauso a Giuseppe, ok? L'applauso a Valentino che è lo stesso, non smettete di battere le mani così. È un applauso unico. Un applauso a voi che ci siete venuti a guardare.
Nonostante il freddo, il gelo, C'è caldo. Lasciate così. Io voglio dire soltanto una cosa, ma non so se l'hanno detto loro, seguite Sicilia Cabaret su Antenna Sicilia, sì, ok. Vi volevo dire un'altra cosa, così sono due cose che diciamo sempre. Vi siete divertiti? Ah, voi già sai. C'è due che ci pare male che si abbattono in No, a parte lo scherzo, io lo dico sempre, lo diciamo sempre io insieme a Babbalucci, diciamo che se vi siete divertiti ditelo in giro, fatelo sapere a qualcuno, mentre se non vi siete divertiti fatevi i cazzo vostri. Non ce li danno. scusa buio, come ci minuti. Come? Vuoi le canzoni? Le canzoni? Ora canta Fabio. Lui sa cantare benissimo. Io? Cosa preferisci, italiano o neomelodico? La canzone Canzoni neomelodico. Lui canta napoletano. Lui canta napoletano, lui sa tutte le canzoni di Carmelo Zappullo. Napoletano. Grazie ancora a tutti, grazie ragazzi. Adesso c'è qualcos'altro, scusa, non ti vedo. Cosa c'è? C'è qualcosa là? Offertorio? Che cosa? C'è l'offertorio, se c'è qualcuno che vuole lasciare qualche 50 centesimi. Non sono per noi. I biglietti, perché c'è un'estrazione. Ok, perfetto. L'estrazione è stasera o domani? Domani. Ma sul microfono non ho capito, lo devi È caricare? tipo Vespino. Quando Non mi piace, perché faccio pure io. è bello perché lo carica e fai. Va bene, grazie Ciao! Vi auguriamo una bellissima festa domani a San Pier di C'era la cosa